Parte ufficialmente sabato 12 luglio il Disco Bus, il servizio navetta gratuito rivolto ai ragazzi e a chi frequenta le discoteche di Jesolo e vuole rientrare a casa in sicurezza. E ci teniamo tantissimo alla sicurezza dei ragazzi, perché per noi la sicurezza viene prima di tutto. I ragazzi che si vogliono divertire sulle nostre località devono sapere che trovano sempre dei servizi che li possono aiutare. Non è soltanto, come qualcuno pensa, la possibilità di farli arrivare a casa sani e salvi, perché magari hanno esagerato in qualcosa, ma semplicemente perché vogliamo abituarli a utilizzare i mezzi pubblici anche per venire nelle spiagge, quindi anche un trasporto consapevole può essere importante per la loro sicurezza e anche per la tranquillità dei loro genitori. L'iniziativa è già stata sperimentata grazie a Confcommercio Sandona Jesolo e Silb Fipecon con il contributo dei comuni di Jesolo, Sandona di Piave, Musile di Piave e Eraclea e la collaborazione di ATVO. Ma ci sono altri progetti in campo. Da sempre continua il progetto con l'USL 4, il bus fuori dalle più importanti discoteche jesolane, c'è l'incontro fra i giovani, c'è una sorta di prevenzione e di monitoraggio rispetto al ballare sicuro e quindi i giovani si avvicinano a questa iniziativa che ormai è più di 10 anni che la portiamo avanti, per cui per noi è un fiore all'occhiello. Poi la lotta all'abusivismo. La nostra crociata più grande è perché, ripeto, dietro queste soluzioni abusive ci sono delle cose veramente illegali e molto pericolose per i giovani. È che molto probabilmente i giovani non se ne rendono conto e partecipano a queste cose, però ripeto, il nostro focus principale più che mai come in questi anni è l'abusivismo. Il Disco Bus gratuito parte da Jesolo alle 2 e alle 4, caricando a Piazza Internazionale, zona Capannina e Maxim, Vanilla, Muretto, Marina, Kings e la stazione dei Pullman e scaricando a Jesolo Paese, Eraclea, Sandona di Piave e Musile.